Altro modo in cui si è parlato oggi di violenza sulle donne è quello di una manifestazione svoltasi innanzi alla libreria Il Mercante di Libri di Alessandro a Curso Tagano, dove numerose donne impegnate sul tema, tra cui la già assessora alle pari opportunità Roberta Lala e operatrici del mondo della cultura come Caterina Montalbano, Simona Carisi, Angelita Botera, Elia Rocco, solo per citarne alcune, hanno dato vita a un momento di incontro pubblico davanti alla statua realizzata dallo scultore agrigentino Giuseppe Cacocciola, che è stata posta già da una settimana nella vetrina del negozio e rappresenta una donna con il volto coperto da una benda rossa immersa tra i libri, simbolo di cultura e di resistenza, e recante la scritta "Anche io sono Giulia". Il tutto vuole essere solo uno spunto di riflessione in un momento storico particolare in cui si cerca di raccogliere i cocci di una società che sembra alla deriva, ma alla quale non ci si vuole arrendere, hanno affermato. Nel pomeriggio, invece, alle 17:30 a Porta di Ponte sarà la CGIL a manifestare sul tema, mettendo in luce un altro aspetto della violenza sulle donne. È un problema che riguarda gli uomini. Ne parleranno tra gli altri Alfio Mannino, segretario generale del sindacato, Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento, insieme a Caterina Sparacino e Maria Concetta Barba, sempre della CGIL. Lunedì il tema verrà affrontato dalla CISL FP a partire dalle ore 9:30 con una tavola rotonda che si terrà presso la Sala Giglia della provincia regionale di Agrigento, anche in questo caso un aspetto differente. Il tema sarà infatti violenza di genere, cercare, trovare e seguire le vie di fuga. All'iniziativa parteciperanno importanti cariche del sindacato, della funzione pubblica della CISL, oltre a rappresentanti del mondo delle istituzioni, del giornalismo e associazionismo locale.